Buongiorno miei cari tuppetteri natalizi. In questa atmosfera dal colore rosso Covid, nuovo Pantone del 2020, in questa puntata speciale natalizia ho deciso di farvi un regalo. Come? Con le vostre mani. Avete presente quegli oggetti dimenticati nei cassetti più oscuri delle vostre case? Quegli oggetti che magari non utilizzate più o che utilizzate una volta ogni tanto. Ebbene, avete mai immaginato di renderli di nuovo utili, pensando magari a cosa possano servirvi? Nel mio caso di oggi, ragazzi, vi parlo di due oggetti che ho riesumato dopo tanto tempo che non li utilizzavo. Il primo è questo, il Crane 2, che sicuramente molti di voi conoscono, e il secondo è questo, la Samsung NX1, una camera davvero affidabile che in pochi ancora conoscono. Da quando ho iniziato il mio percorso su YouTube con i tuppetteri, ho sempre utilizzato o la Pocket 4K, la Blackmagic, la mia compagna di viaggio, o la Red. Ma a un certo punto mi sono accorto che comunque avevo bisogno di qualcosa di più leggero, di più smart, con determinati automatismi, e allora ho cominciato a pensare ad acquistare o l'Osmo Pocket 2 oppure un Action Cam come la GoPro 9. Ma alla fine c'è stato sempre qualcosa che mi ha frenato dall'acquistarli. Ma poi ho pensato, e se combinassi questi due oggetti? Magari per utilizzarli esclusivamente per parlare con voi quando ci dobbiamo fare una chiacchierata molto semplice. E allora è stata lì che si è fatta strada in me, diciamo, quell'idea di riesumare questi oggetti. Infatti vi sto parlando in questo momento dalla mia cara NX1 e il mio caro Crane. Non sono magari la super leggerezza, però fanno benissimo il loro lavoro per fare magari una piccola chiacchierata, una piccola camminata. Pertanto, miei cari tuppetteri, vi do un consiglio. Quest'anno per Natale ripensate a qualche aggeggio che avete nascosto da qualche parte e magari potete riciclare e riutilizzare per farne qualcosa di utile. Per il resto, buon Natale, maledetti animali. E felice anno nuovo!